Il Veneto continua ad essere una terra dove le donne fanno più difficoltà degli uomini a trovare il loro giusto spazio nel mondo del lavoro. A dirlo sono i dati della pubblicazione L'occupazione maschile e femminile in Veneto, presentata ieri al Palazzo Grandi Stazioni di Venezia alla presenza dell'assessore regionale del lavoro Elena Donazzan. Il report biennale predisposto dalla consigliera regionale di parità Francesca Torelli con la collaborazione del sistema statistico regionale ha analizzato la situazione del personale in 3.272 imprese con oltre 50 dipendenti, oltre 3 volte quelle della rilevazione di 2 anni prima, per un totale di più di 631.000 occupati alla fine del 2021, di cui il 44,9% donne. Al centro dell'attenzione lo stato delle assunzioni, promozioni professionali, passaggi di livello, categoria e qualifica, mobilità, retribuzioni, licenziamenti, pensionamenti e prepensionamenti. Ebbene, dallo studio emerge che mediamente nel 2019 un uomo in Veneto guadagnava 150 euro al mese in più di una donna, ovvero l'11% in più in media di stipendio, ma le cifre diventano via via più consistenti mano a mano che si sale i gradini delle posizioni professionali, gradini dove la percentuale di donne si assottiglia progressivamente. La differenza retributiva media tra un dirigente uomo e una dirigente donna è di circa 400 euro e per un quadro, la posizione intermedia, cioè tra dirigente e impiegato, la cifra sale addirittura a 470 euro per scendere a 200 euro nel caso di un impiegato, un fenomeno strettamente legato alle differenze contrattuali di genere. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 12 gennaio 2024. La prima notizia del giorno riguarda l'indagine svolta dalla consigliera regionale di parità con la collaborazione del sistema statistico regionale sul lavoro in Veneto. I maschi guadagnano più delle donne, anche 470 euro al mese di differenza. Questo il titolo sui quotidiani del gruppo NEM, dove l'articolo è firmato da Riccardo Sandre. Analisi della situazione del personale in 3.272 imprese con oltre 50 dipendenti per un totale di più di 631.000 occupati. Rapporto tra i sessi ancora molto sbilanciato. L'assessora regionale Donazzan commenta: il divario si elimina con la formazione. Nel 2022 il 34,8% delle donne lavorava in regime di part-time contro il 6,1% dei maschi. Vuol dire che per ogni uomo in part-time ci sono 6 donne appunto a tempo parziale, una sproporzione enorme. E anche la proporzione che riguarda le promozioni è quasi il doppio, 11,4 contro 6,7. Questo insomma l'esito dell'indagine che appunto troviamo pubblicata, presentata sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi con uno sguardo alla politica regionale. Anzitutto le mosse nel centrodestra, siamo sul Gazzettino. Stefani, segretario regionale della Lega, legge di 2 articoli per riconfermare Luca Zaia. È il progetto di legge presentato in Parlamento appunto dal segretario regionale della Lega, che è anche parlamentare, in vista del voto del 2025, la questione appunto del terzo mandato, quarto mandato nel caso di Luca Zaia. Se ne parla da tempo, ma appunto secondo il Gazzettino si starebbe avvicinando un possibile accordo interno al centrodestra per risolvere la grana della Sardegna. La Lega sarebbe disposta a cedere sulla candidatura di Solinas, quindi rinunciarvi, per avere in cambio però la legge sui presidenti di regione, la possibilità per loro di un terzo mandato che, lo ricordiamo sempre, nel caso di Luca Zaia sarebbe il quarto mandato. È l'unico presidente di regione, Zaia, ad aver usufruito di una sorta di mandato zero, perché il Veneto ha recepito in ritardo la normativa nazionale del tetto dei 2 mandati per i presidenti di regione. Vedremo insomma come finirà questa vicenda,
questo scontro, vero e proprio scontro interno al centrodestra sulla partita delle elezioni regionali, quelle di quest'anno, la Sardegna, ma appunto in prospettiva anche quelle del prossimo, il 2025, con il Veneto e altre regioni importanti. Vediamo sul Gazzettino la reazione del segretario regionale di Fratelli d'Italia, invece, che dice: sono al Senato, non vedo tutte le proposte alla Camera, gelo di De Carlo, così scrive il Gazzettino. La Lega vuole blindare il Veneto, ma la norma favorisce anche gli uomini forti del PD, Bonaccini, Emiliano e De Luca, rispettivamente presidenti della regione Emilia-Romagna, Puglia e Campania. E poi vediamo la notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: sul terzo mandato la Lega adesso accelera, depositata la legge, mossa a sorpresa di Stefani dopo un vertice con Salvini, pressing su Forza Italia e Fratelli d'Italia. Insomma, vedremo come si chiuderà questa vicenda. Nel frattempo, una questione più strettamente di politica regionale è quella legata all'etica e ai diritti, la questione del fine vita, l'ora delle scelte. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo NEM. A 4 giorni dal voto in Consiglio regionale, previsto per martedì prossimo, i sì garantiti sono 24, così la legge sarebbe approvata per un soffio. Fratelli d'Italia e Azzurri schierati per il no, Zaia a favore e la Lega lasciano libertà ai loro consiglieri regionali, incognita, indecisi sul quorum. Ci sarebbero infatti, secondo i conteggi dei quotidiani del gruppo NEM, 24 favorevoli, 18 contrari, 4 astenuti e però 5 ancora indecisi tra i consiglieri, i 51 consiglieri regionali del Veneto. L'articolo è di Laura Berlinghieri, Enrico Ferro e Filippo Tosato, che scrivono: le astensioni saranno determinanti per il risultato finale, servirà il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel frattempo Fratelli d'Italia convoca già un incontro con i movimenti conservatori, conferenza stampa convocata per giovedì prossimo, a 2 giorni da quella che è la data prevista per il voto. Martedì l'Assemblea del Veneto sarà infatti chiamata a esprimersi sul suicidio medicalmente assistito, prima regione in Italia ad affrontare il tema dopo la raccolta di oltre 9.000 firme. Si tratta, lo ricordiamo, di una proposta di legge di iniziativa popolare presentata in tutte le regioni da il comitato promotore, che è l'associazione Coscioni, o meglio che è animato dall'associazione Coscioni. In Veneto tutte le opposizioni sono a sostegno della proposta, quindi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde e anche gli esponenti dei movimenti civici. C'è una sola eccezione, che è la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, veronese, che si asterrà, così ha dichiarato evidentemente ai quotidiani del gruppo NEM. E sempre sul tema del fine vita vediamo sulle pagine del Corriere del Veneto un'altra notizia a tratti dai tratti inquietanti. Fine vita, l'associazione avverte: segnaleremo i nomi pro morte. Si tratta di una delle associazioni naturalmente conservatrici contrarie al progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito, che dichiara: i consiglieri spingono i fragili al suicidio, e appunto annuncia una schedatura di chi voterà a favore della legge sul fine vita. Alberto Villanova, capogruppo della Lega, commenta e dichiara: le minacce non fanno onore a chi le fa, il voto sarà palese, il mio sarà un sì senza paura di liste. E allora vedremo martedì prossimo come si concluderà questa vicenda e quale sarà l'esito del voto, se davvero il Veneto sarà la prima regione in Italia ad avere una legge sul suicidio medicalmente assistito. Lo ricordiamo, una legge che non va ad introdurre nessun nuovo diritto, semplicemente va a regolare i tempi e le procedure di quanto già previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che ha stabilito in quali situazioni è possibile per un cittadino richiedere l'accesso alla procedura di suicidio medicalmente assistito. In Veneto ci sono già 2 casi, 2 persone che hanno ottenuto questa possibilità. Uno è Stefano Geller, l'altra è una donna
che non ha voluto rendere pubblica la sua identità. Voltiamo pagina e chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima, ancora Fleximen, Autovelox, l'ira dei sindaci, esaltano come eroi quelli che li distruggono. L'ultimo caso, Fleximen a Passoggiau, deriva pericolosa. L'articolo è di Dmitri Canello sulle pagine del Corriere del Veneto. Si parla ancora dell'autovelox vandalizzato a Passoggiau, segato alla base e crollato sulla neve fresca in Val di Zoldo. C'è la foto del palo appunto segato a metà sullo sfondo innevato, immagine anche suggestiva in un certo senso, ma è una polemica quella che la accompagna. L'ultimo episodio di una lunga serie, leggiamo, si è verificato nei giorni scorsi sul Passoggiau nel Bellunese, dove è stato abbattuto un autovelox segandolo alla base. Si trattava di un rilevatore particolarmente inviso agli automobilisti, ma poi è nel Polesine, la vera patria di Fleximen. Sono 8 gli autovelox abbattuti in Polesine nell'arco dell'ultimo anno, molti segati alla base come quello di Passoggiau, e in un caso il vandalo ribattezzato Fleximen ha colpito per 2 volte nello stesso punto. Fleximen naturalmente perché opererebbe con un flessibile. E poi sempre in tema di autovelox c'è il caso forse più clamoroso, quello della rivolta a Cadoneghe, fra i casi più discussi, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto, e finiti con un annullamento in quel caso delle sanzioni dopo una sollevazione popolare che è arrivata fino in prefettura a Padova. È il caso appunto di Cadoneghe, dove un autovelox ha colpito migliaia di automobilisti ed è poi stato colpito a sua volta perché è stato fatto saltare per aria. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con l'ultima notizia per dare conto a un tema di cui avevamo accennato nella puntata di ieri. Si è conclusa con una assoluzione l'inchiesta, o meglio il processo per il saluto romano a Schio, cerimonia fascista ma in un'area chiusa. Lo leggiamo sul Gazzettino in un articolo di Angela Pederiva. Oggi è arrivata la sentenza sui fatti del 2022 per quelli del 2019. I giudici di Vicenza hanno escluso mire restauratrici, quindi nessuna condanna appunto per il saluto romano fatto al grido di presente a Schio nel corso del 2019, appunto in occasione di una cerimonia per la commemorazione dell'eccidio di Schio. Appunto, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Il podcast ritorna la settimana prossima. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.